Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. L'abbiamo cantato con gioia, alleluia, Cristo è risorto, è la Pasqua, buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua agli amici che ci seguono da casa, sempre numerosi, grazie all'aiuto del nostro Leandro Maggi. Vogliamo insieme anche quest'oggi dire la gioia che ci abita. Il Signore è risorto. Ascolteremo dalla parola di Dio che anche i suoi amici lo cercavano tra i morti, ma non è quello il suo posto. Lui è tra i vivi, è il vivente. E allora se il Signore è vivo ed è in mezzo a noi, la nostra vita può cambiare. La nostra vita riceve la sua benedizione. La nostra vita può essere santa. Questa è la gioia della Pasqua. Il Signore ci precede e ci accompagna. Allora all'inizio di questa celebrazione, con gioia, vogliamo insieme riconoscere, come i discepoli, che abbiamo bisogno della sua misericordia. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra ai uomini buona volontà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra ai uomini buona volontà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, noi ti adoriamo e ti glorifichiamo e ti rendiamo noi grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio del cielo, Dio Padre onnipotente, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra ai uomini buona volontà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria. Signore Figlio, unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, togli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra di Dio Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra ai uomini di buona volontà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria. Perché tu solo è santo, tu solo sei Signore, tu solo Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, con lo Spirito Santo, nella gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O
Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la resurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, come cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele: il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno portato. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La gioia della Pasqua risuoni nei nostri cuori, nella nostra mente, nel nostro atto di fede. Quest'oggi ci siamo mossi da casa con il desiderio di incontrare non le memorie di un morto, ma la testimonianza di un vivo. Oggi ci siamo mossi da casa perché desideriamo, come i discepoli, incontrare il Signore, quel Signore che non è nella tomba, anche se ne ha sofferte e passate di tutti i colori. Non è lì, non lo incontriamo lì. Il Signore ci precede, dirà, in Galilea. Il Signore sarà già nei luoghi che saremo chiamati a vivere e a sperimentare. Magari potremo anche inciampare nelle tante situazioni, tra cui anche l'esperienza della morte. Mai come quest'anno
ognuno di noi porta a casa delle ferite profonde, dolorose, di fronte alla tragica esperienza non solo della morte, ma anche del mancato accompagnamento che non c'è stato possibile fare, o come sia noi figure religiose, ma anche come parenti, non si poteva. Queste ferite che portiamo dentro di noi, il Signore le sana, il Signore le guarisce, perché il Signore ci ricorda che non è lì, in quel luogo di morte, ma il Signore ha preso tutti con sé, anche coloro che sono morti, ed ora vivono per sempre con Lui. Questo è il mio augurio, anche questa mattina lo faremo in 3 momenti, questo è il mio pensiero, poi ci sarà quello di Don Giuseppe e di Don Stefanio, così possiamo vivere anche in pienezza la gioia di questa Pasqua. Cerchiamo il Signore tra i viventi, il Signore continua a mostrarci il suo amore. Il mio augurio è che possiamo tutti cambiare gli occhiali e scoprire con gli occhi della fede che il Signore è vivo ed è in mezzo a noi, nelle relazioni, nelle persone, negli incontri che facciamo, nella vita, nel sole che è sorto stamattina. Lo vorremmo cercare nelle tante altre situazioni, ci nasce spontaneamente dal cuore. Arriva un'epidemia, Signore, dove sei? Arriva un lutto in famiglia, Signore, mi hai abbandonato. Arriva un'altra situazione, mi sono ammalato, mi trovano una malattia inguaribile, ecco Signore, dove sei? Non lo troviamo lì. Il Signore lo troviamo tra i viventi. Vorremmo trovarlo lì e il Signore viene lì dove siamo noi per ricordarci quello che abbiamo pregato all'inizio del Vangelo. La morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello, ma il Signore della vita, che era morto, ora vivo e trionfa. È lì che incontriamo il Signore, nella vita. E il Signore davvero in questo giorno di Pasqua ci aiuti a cercarlo sempre nelle situazioni che richiamano vita. E lì allora scopriremo che anche per noi si realizza questo grande dono, che è il dono della Pasqua. Il cielo è acceso, il fonte battesimale è aperto, lo diciamo perché il Signore l'ha già realizzato nel nostro battesimo. E quel battesimo oggi diventa per noi la radice con la quale corriamo assieme a Maria ed annunciamo ai discepoli: Cristo, la mia speranza, è risorto e ci precede in Galilea. Il Signore ci precede e ci salva. Buona Pasqua a tutti. Tante sono le parole che ascoltiamo, abbiamo ascoltato in questi giorni, che ci hanno resi partecipi della storia di Dio, attraverso la storia di Gesù. E abbiamo imparato come il nostro Dio sia un Dio della tenerezza, anche nella sofferenza, anche nella passione. E la risurrezione è diventata così il linguaggio universale per tutti gli uomini, credenti soprattutto, ma anche per non credenti. Sant'Agostino diceva: la risurrezione riaccende la speranza e tutti gli uomini sono alla ricerca della speranza. Dicevo che il nostro Dio è il Dio della tenerezza perché la fede non è una realtà che viene imposta, ma è la proposta di Dio di un cammino all'insegna di quella felicità che è promessa a tutti, una felicità che si compirà pienamente assieme alla risurrezione, alla nostra risurrezione. Perché tenerezza? Lo dico subito, perché tra i discepoli di Gesù, i 12, tra le donne che lo hanno seguito, tra gli amici più cari che Gesù si è scelto, nessuno ha assistito come è avvenuta la risurrezione. Hanno solamente constatato che il sepolcro è vuoto. Quel luogo dove 2 giorni prima avevano accompagnato con il cuore spezzato Gesù morto tra le braccia, ora non c'è più. Qualcuno dice è stato rubato, qualcuno dice sia sparito, ma la tenerezza di Dio ci accompagna a fare l'esperienza che quel sepolcro è vuoto e riaccende questa speranza. Ma perché Gesù non ha chiamato nessuno
alla risurrezione, perché nessuno ha vegliato con Gesù dentro quella tomba, perché Dio è il Padre che ha pazienza ed è paziente con tutti. Se qualcuno fosse stato e avesse visto la risurrezione, allora la nostra fede non si basa più su una realtà in cui si crede, ma su qualche cosa di oggettivo per cui per forza dobbiamo constatare che quello che è avvenuto ci sono dei testimoni. Invece con la tomba vuota ognuno di noi fa un cammino e solo quando nella nostra vita facciamo l'incontro, l'esperienza col Dio che è vivo, ecco allora che si riaccende la speranza. E come si fa a incontrare Gesù che è vivo nella nostra vita? Lo incontriamo attraverso l'annuncio di coloro che lo hanno incontrato. Lo si fa attraverso la testimonianza di coloro che lo hanno visto. Lo si fa attraverso la vita di coloro che credono in Gesù. Noi oggi siamo qui certamente spinti da qualche cosa che portiamo nel cuore, la speranza, come diceva Don Damiano, della guarigione, di sentirci guariti, la speranza che sparisca la malattia, la speranza che possiamo ritornare a vivere come prima. Certo, questo ci arriveremo, ma c'è la speranza per tutti gli uomini che Cristo, che ha vinto la morte, cammina accanto ad ogni uomo, ad ogni donna. È presente dentro la realtà di tutti noi. Non possiamo più dire che siamo abbandonati, ma possiamo dire ora, con la risurrezione, linguaggio universale, ogni uomo e ogni donna è accompagnato dalla vita stessa di Dio attraverso Gesù, attraverso la vita della Chiesa. Allora la nostra presenza possa diventare sempre, con le parole di Sant'Agostino, se la mia bocca non può parlare, diventi un inno di gioia la mia stessa vita. Non abbiate paura, cercherò di fare molta più sintesi e riassunto. Io vi auguriamoci di non dimenticare che insieme a Gesù, Figlio di Dio risorto, per quello che ha fatto nel pieno del suo amore per noi, ha perdonato i nostri peccati, ha chiesto perdono al Padre per i nostri peccati. Nella sua risurrezione non dimentichiamo che è risorto l'uomo, è risorto l'umanità. È bene predicare di Lui, giustamente cerchiamo di essere attratti da Lui, che ha parole di conforto, ha parole di vita eterna. Ma non dimentichiamo che l'umanità risorta ha espresso il suo sì per seguirlo e perché da quest'oggi e per quando il Signore vorrà, il mondo migliore, i tempi migliori potranno essere costruiti insieme a Lui, il risorto che ci ha indicato la strada, e su questa strada il risorto incontra ciascuno di noi che nella fede siamo risorti.
Vogliamo perciò dire e proclamare il nostro atto di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Gesù risorto, vincitore della morte, è il Salvatore dell'umanità. Con gioia e riconoscenza in questo giorno santo eleviamo la nostra preghiera al Padre. Ripetiamo insieme: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, riconosca con gratitudine di essere la comunità pasquale generata da Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, aspersi dal sangue e dall'acqua, che scaturiscono dal fianco di Cristo, rinnovino la grazia della loro nascita nello Spirito. Preghiamo. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per l'intera umanità si diffonda nel mondo il lieto annunzio che in Cristo siamo divenuti un solo popolo, chiamato a camminare su vie di libertà e di pace. Preghiamo. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per le nostre famiglie, in ogni casa si celebri con sincerità e verità l'evento pasquale e si condivida il dono del Signore con l'ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, fin da ora siano commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione alla fine dei tempi. Preghiamo. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. O Dio, Padre della luce, che ha illuminato le tenebre del mondo, risuscitando da morte il tuo Figlio, rinnova in noi il desiderio di essere fedeli al nostro battesimo e fa che l'unico nostro vanto sia il tuo Figlio Gesù, crocifisso, risorto e vivo per sempre in mezzo a noi, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo, Signore, nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore quest'oggi ci dona ancora una volta il suo Spirito. Con fiducia e libertà cantiamo insieme. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi ti rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sappiamo perdonare, non permettere
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detti ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il suo spirito. Con sguardo gioioso per la resurrezione di Cristo, scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Benedirò soltanto te.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga la gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Sono tanti gli amici che ci seguono da casa, soprattutto le persone ammalate. Allora, per farle sentire ancora più partecipi di questa celebrazione, preghiamo insieme anche per loro, con una semplice Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E chiediamo insieme la benedizione perché giunga a tutte le persone che portiamo nel cuore, alle persone che ci seguono, perché la nostra memoria vada alle persone che abbiamo perso durante quest'anno, ma che nel giorno di Pasqua scopriamo essere vive per sempre con il Signore. Inchinatevi per la benedizione. In questo giorno di Pasqua Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella resurrezione di suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Cristo risorto sia la nostra gioia e la nostra pace. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Rallegriamoci, esultiamo con Lui. La morte è stata vita, la vita ora trionfa. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. L'agnello ha redento il suo gregge, riconciliando l'uomo con Dio. Rallegriamoci, esultiamo con Lui. Il Signore della vita era morto, ora trionfa. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è Grazie al coro.